Amici di Diretta Sport, buonasera dal Palazzetto dello Sport di Santa Giusta, dove grande protagonista il pugilato, manifestazione organizzata dalla Shardana Box di Decimo Mannu, 10 incontri dilettantistici in programma, sfida incrociata tra Sardegna e Lombardia, sfida dunque interregionale per questa serata. Vedremo tanti incontri molto interessanti sul ring, alcuni dei migliori pugili dilettanti dell'isola ma anche della Lombardia. Li andiamo subito a scoprire anche con le immagini dalla camera guidata dal nostro Alberto Tosini. Il primo match sarà tra Fabio Lupiano e Riccardo Trudu, dunque due pugili isolani, dopodiché partirà la fase un po' più centrale della serata. Abbiamo detto Sardegna contro Lombardia, e allora Andrea Metuschi della Box Lumezzane contro Pietro Doro della Nord-Ovest, Francesco Amoruso della Box and Box contro Simone Meloni, Mohamed Camarà della Box Lumezzane contro Stefano Lai, quindi Ali Hassan, anche lui della Box Lumezzane, contro Roberto Filippino per la Shardana Box. E poi avremo Michele Giovagnoli contro Christian Congiu, Emanuele Mor contro Federico Usai, Lisa Trapanese contro Loredana Selenu, ancora Amin Bilal contro Gabriele De Cherchi, e chiuderà il quadro l'incontro tra Andrea Paterniani e Claudio Sorin Lakatush. Questi sono i protagonisti, avete visto anche i loro volti prima di tuffarci insomma nel clima della serata. Abbiamo detto primo match Fabio Lupiano all'angolo rosso per la Corner Gym, società locale di Oristano, all'angolo blu c'è Riccardo Trudu per la Shardana Box di Decimo Mannu. Si tratta di un incontro youth, la categoria è quella dei 70 kg. Abbiamo detto Lupiano angolo rosso, Trudu angolo blu. Per il pugile della Shardana Box si tratta del secondo match all'attivo, vanta già lo scorso 4 maggio un'apparizione sul ring, quel di Elmas contro Daniele Palmas. Buono il pubblico accorso qui ai bordi del ring, allestito come detto a Santa Giusta. Siamo nell'Oristanese, dove è sempre forte la passione per il pugilato, anche grazie all'attività delle associazioni sportive locali. Una di queste è proprio la Corner Gym, che ha proposto e continua a proporre diversi dilettanti assolutamente interessanti. Questa è la vestizione del caschetto protettivo sul capo di Riccardo Trudu, a opera del maestro Fabrizio Melis della Shardana Box. Si attende soltanto ormai l'inizio di questo incontro, il primo di una lunga serata in compagnia del pugilato, ancora una volta sugli schermi di Diretta Sport, verso un'estate che sarà ricca anche per quanto riguarda gli appuntamenti con la nobile arte, non solo, anche Muay Thai, kickboxing, insomma tanto altro in arrivo anche per quanto ci riguarda da vicino. Intanto siamo ormai pronti. Inizia ora il match tra Lupiano e Trudu. Lupiano con guantoni rossi, Trudu con guantoni blu. Ricordiamo, si tratta di due pugili youth, la categoria è quella dei 70 kg. Fase di studio in questa prima ripresa. Ha provato la combinazione qui Lupiano, prima con il destro poi con il sinistro, controllata però da Trudu, che ne è uscito senza danni. Ricerca la combinazione a due braccia invece il pugile della Shardana Box, prima si spiana la strada con il destro, poi prova a entrare anche con il gancio sinistro
Interessante ancora l'azione di Riccardo Trudu. Due volte con il sinistro, poi il destro in conclusione di questa combinazione per Trudu. Ora cerca l'azione con maggiore insistenza. Ancora due volte il sinistro e poi chiude l'azione con il destro, una situazione che non sempre trova preparato Fabio Lupiano, che pure nei primi secondi di questo round ha cercato di farsi vedere con buona personalità. Attenzione ancora a Trudu, molto bravo anche in questa circostanza, ripetiamo, prima il sinistro che spiana la strada al destro, qui ha toccato per primo però Lupiano il suo sussulto con il sinistro, il diretto chirurgico ad anticipare il colpo di Trudu. Ha cercato ora anche il montante Trudu. Sta per terminare il primo round. Avete visto ancora bellicose le intenzioni di Lupiano con il montante destro. Termina qui il primo round tra Fabio Lupiano e Riccardo Trudu, match che si è combattuto fin qui su ritmi abbastanza interessanti, direi meglio Trudu soprattutto nella fase centrale del round. Fuori secondi. Seconda ripresa. Ed ecco l'inizio della seconda ripresa. Non indietreggiare la storia, vai a sinistra e ti riprendi il centro, e ti riprendi il centro. Così, vai col sinistro. Abbastanza timida qui l'azione di Trudu, che altro vuole stanare il suo avversario, ora però lo chiude all'angolo. Un po' attendista Lupiano e cerca di approfittarne Trudu. Ha combattuto fin qui un incontro abbastanza interessante. Attenzione al destro del pugile della Corner Gym. Può entrare anche con il gancio sinistro qui Lupiano. Serie a due braccia per Trudu, colpi però non particolarmente potenti. Destro ancora per Lupiano. Cerca invece il diretto destro Riccardo Trudu.
Trudu che cerca di chiudere all'angolo, ancora Lupiano, chiedo scusa. Bello il destro di Lupiano a sorprendere qui Trudu. Invece si affida al gancio destro senza riuscire però a trovare il bersaglio pulito. Ancora avanzata del pugile della Sardana Box. Finisce il secondo round, anche questo direi abbastanza equilibrato, interessanti alcuni colpi portati da Fabio Lupiano, anche qui a ridosso della una parte centrale della ripresa. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa. Inizia la terza e ultima ripresa tra Fabio Lupiano e Riccardo Trudu. Trudu prova una partenza forte, interessante qui anche il suo diretto sinistro. Ha centrato il bersaglio seppure in maniera un po' sporca, poi l'azione a due braccia, cerca un finale in crescendo. Riccardo Trudu, protagonista di una buonissima prima ripresa in particolare. Destro ancora di Trudu, un diretto. Soffre un po' Lupiano in questa fase. Ora Lupiano che prova a rifarsi, riceve questo richiamo volante, si riparte. Ora si incrociano i colpi, prova il gancio destro, Lupiano non trova però il bersaglio, si abbassa sul tronco, abbastanza stanco qui Trudu, che ha dato tanto nei primissimi secondi soprattutto di questa terza ripresa. Una serie di colpi a vuoto da una parte e dall'altra. Tra i due il più sofferente, un po' più sulle gambe sembra essere Trudu. Eppure per ora trova questo buon destro, portando Lupiano verso le corde. Prima il montante e poi il destro, ancora Trudu. Evidentemente la sensazione che avevamo avuto poco fa non era del tutto veritiera. Lupiano con il destro poco fa. Rapide, fulminee le sue azioni, braccia abbastanza veloci per il pugile della Corner Gym. Due ragazzi interessanti a prescindere da quello che sarà l'esito dell'incontro che termina in questo momento. Applausi perché il pubblico ha gradito questa esibizione.
bravi sia Fabio Lupiano che Riccardo Trudu. Attendiamo il verdetto. Vince all'angolo blu Trudu. Vittoria per Riccardo Trudu, che effettivamente nella prima e nella terza ripresa in particolare si è fatto preferire rispetto al suo avversario, comunque bravo, Fabio Lupiano della Corner Gym. Termina in questo modo il primo match della serata. Chilogrammi 58. All'angolo blu Noro Pietro, Nord-Ovest Academy. E ora iniziamo a entrare nel vivo della serata pugilistica organizzata dalla Sardana Box. Inizia il duello tra Sardegna e Lombardia, vedremo da quale regione arriveranno insomma i guerrieri più valorosi di questa serata. Si inizia con un match sempre valido per la categoria Youth 58 kg. All'angolo rosso Andrea Metuschi per la Box Lumezzane. All'angolo blu c'è invece Pietro Doro per la società sportiva Nord-Ovest. Si tratta del secondo incontro anche per Doro, che in precedenza lo scorso 27 aprile aveva perso ai punti contro Roberto Filippino in quel di Sorso. Vedremo se avrà maggior fortuna in questa serata. Evidente la differenza di altezza tra i due, gestione della distanza che sarà dunque fondamentale in questa sfida tra Metuschi e Doro, sfida che sta per avere inizio, ed ecco qui lo start della prima ripresa. Accorcia subito la distanza Doro, prova invece a sfruttare il maggior allungo Metuschi, gambe rapide per entrambi, direi, non solo per Doro, che ovviamente ci attendiamo, questa è la differenza di altezza, con un'impostazione pugilistica diversa, più dinamica, in serie di diretti, poi lavora anche con il jab, il pugile sardo. Confronto interregionale che è fondamentale, sappiamo che ci tiene tanto alla Sardana Box. Permettere ai pugili nostrani, dilettanti, insomma, di avere un raffronto con di pari grado, che arrivano da oltretirreno, non può che giovare alla loro preparazione e al loro futuro. Interessante l'azione di Metuschi, in precedenza buono invece il sinistro di Doro a respingere l'assalto del pugile della Box Lumezzane. È un incontro abbastanza tattico, fin qui non tanti colpi andati a segno. Ora Doro che prova un po' a smuovere le acque. Avete visto il destro non particolarmente insidioso, lasciato
andare da Doro, ancora un destro parato dai guantoni però di Metuschi. Diretto sinistro poco fa per Doro, Metuschi qui tocca per primo con il destro invece. Finte con il jab per il pugile lombardo, terminando la prima ripresa. Ha toccato ancora in precedenza Doro, dopodiché ha toccato anche Metuschi. Finisce, ho detto, il primo round, sensazione fin qui è di sostanziale equilibrio, un incontro tattico in cui, ripetiamo, la gestione della distanza sarà assolutamente fondamentale. Fuori secondi. Seconda ripresa. Ed ecco che è iniziata anche la seconda ripresa e ora è più decisa l'azione di Doro, un paio di combinazioni molto intense da parte del pugile della società sportiva Nord-Ovest. Il suo secondo match mostra in ogni modo una buona personalità, destro ricaricato bene e parzialmente andato a segno. La risposta di Metuschi affidata al gancio destro, sporco anche in questo caso, qui dei colpi blandi da una parte e dall'altra. Facile trovare gli spazi per colpire, entrambi abbastanza accorti. Una volta col sinistro, poi a vuoto con il destro il pugile della box Lumezzane. Doro che sceglie di affidarsi in maniera un po' più costante al suo destro. Occupa costantemente il centro del quadrato il pugile sardo, che però qui viene sorpreso da questo bel destro da parte di Metuschi, e Doro un po' sofferente ora a due braccia. Metuschi ha toccato ancora un altro paio di circostanze, nell'ultima con il destro, un bel diretto a segno, poi anche col sinistro. Doro deve cercare di uscire fuori da questa fase complicata. Metuschi invece cerca di approfittarne, qui incassa un bellissimo sinistro portato da Doro, un gancio preciso che speriamo in qualche modo possa permettere al pugile sardo di riguadagnare fiducia. Ancora un sinistro poco fa ben portato da Doro, è stato bravo dunque ad assorbire con la fiammata da parte del suo avversario che ora cerca nuovamente di portare alle corde. Un po' fermo ora sulle gambe Metuschi. Una serie di montanti al corpo per Doro, che ha abbassato però la testa. Attenzione ai diretti di Metuschi. Termina la seconda ripresa, match che si è riscaldato abbastanza in questo secondo round.
Inizia l'ultima ripresa, Andrea Metuschi contro Pietro Doro sul quadrato di Santa Giusta. Metuschi ancora pericoloso, attenzione con il destro, c'è l'intervento, il conteggio per Doro. Giusta la decisione perché Doro ha accusato ancora una volta il destro di Metuschi che prova a chiudere prima del limite. Buonissimo inizio di terza ripresa per il pugile lombardo. Non troppo mobile sulle gambe, però nonostante la stazza, l'altezza notevole, le sue braccia sono rapide. Vediamo se Doro ha la forza di rimettere tutto in discussione dopo questo conteggio subito all'inizio della terza ripresa. Una serie di montanti con il destro al corpo, un richiamo anche per Metuschi. Si riparte, attenzione al montante destro, deve stare attento Doro. Mi ha toccato in maniera però leggera con il sinistro sul mento, senza infastidire Metuschi, lo tiene a distanza in maniera anche abbastanza intelligente, bravo a sfruttare quelle che sono le sue caratteristiche fisiche il pugile della box Lumezzane. Attenzione anche al diretto sinistro. Il destro di Pietro Doro che si scuote così, uno dei colpi più belli del match. Poi deve stare attento con quel diretto sinistro, Metuschi spesso si è spianato la strada. Doro cerca un altro sforzo per ora convincere i giudici. Metuschi che gli ha, ricordiamo, provocato un conteggio all'inizio di terza ripresa. Buon incontro anche questo, davvero un incontro che merita tutti gli applausi che sentite in sottofondo. Verdetto che dovrebbe, salvo sorprese, premiare Andrea Metuschi, permetterebbe così al team lombardo di portarsi in vantaggio su quello sardo in questa competizione incrociata sull'asse Sardegna-Lombardia. E ricordiamo anche il prossimo match, Francesco Amoruso contro Simone Meloni, il primo per la box and box, il secondo per la Sciardana di Decimo Mannu. Incontro pari, questo il verdetto, con Doro che è riuscito, nonostante quel conteggio subito, a guadagnare dunque questo verdetto di parità. Come abbiamo detto, verdetto di parità con cui va in archivio il secondo match di questa serata a Santa Giusta. Fiorente l'attività giovanile della Sciardana Box. E allora andiamo a vedere un po' come se la cavano anche i bimbi
guidati sempre dal maestro Fabrizio Melis. E ancora battaglia sul quadrato di Santa Giusta, all'angolo rosso per la box and box Francesco Amoruso, all'angolo blu invece per la Ciardana Simone Meloni. Questo il secondo dunque incrocio tra Sardegna e Lombardia. Ricordiamo aver detto di parità poc'anzi tra Andrea Metuschi e Pietro Doro. Si tratta del terzo incontro per Francesco Amoruso, fin qui 2 sconfitte ai punti, la prima a Segrate il 29 giugno del 2018 contro Cristian Mulas, la seconda invece a Busto Arsizio, sempre sconfitta ai punti contro Samuele Griffini. Questo è Simone Meloni, prima dell'inizio del match, categoria Schoolboys, divisione 56 kg. Secondo match invece quello per Simone Meloni, che lo scorso 6 aprile a Iersu ha battuto ai punti Marco Cuccu. Prova a rompere gli indugi con l'uso del diretto sinistro il pugile lombardo Francesco Amoruso. C'è un problema al caschetto di Amoruso, fin qui
Abbiamo visto poco in questo incontro, appena cominciato, tra due pugili simili anche per fisicità, per velocità, per quanto si è visto fino a questo momento, forse una leggerissima differenza in altezza in favore di Meloni, ovvero stiamo parlando di pochi centimetri. Interessante la serie molto rapida da parte di Meloni, che ha trovato anche un destro parzialmente andato a segno. Qui ci riprova con il sinistro proprio in conclusione di prima ripresa. Buoni secondi. Second down, mani lì, paradetto, asciughiamo qua. Paradetto, ce l'abbiamo? Via al secondo round sul quadrato di Santa Giusta, sostenuto dal pubblico. Meloni prova a iniziare bene appunto questo secondo round. Avete visto la sua azione prima con il sinistro, poi con il destro, c'è anche l'uso del polso ovviamente. Arriva il richiamo volante dall'arbitro, attenzione al diretto sinistro, sempre pericoloso per Amoruso. Fin qui è però Meloni che sta cercando di fare l'incontro. Meloni che occupa con maggiore insistenza il centro del ring e che si propone con coraggio, con delle azioni molto intense, molto rapide, anche se Amoruso fin qui ha dimostrato di essere pugile abbastanza accorto. La sua impostazione difensiva non ha lasciato grandi spazi per i colpi portati dal pugile della Shardana Box. Una serie di montanti al corpo per il pugile della Shardana, chiuso all'angolo, ancora Amoruso riparte, ancora il tema è costante. Anche in questa seconda ripresa bene Meloni, ripetiamo, più propositivo senz'altro rispetto al suo avversario Francesco Amoruso. Fuori secondi. Terza e ultima ripresa sul ring di Santa Giusta, vediamo se Meloni riesce a convincere in maniera piena i giudici. La sensazione è che fin qui abbia fatto di più, ripetiamo, rispetto al suo avversario. Danza muovendosi sulle gambe Meloni, si sposta rapidamente con dei passi laterali
Quindi cerca di sorprenderlo Amoruso senza però riuscirci. Riparte subito forte questa combinazione a due braccia Simone Meloni. Prima il destro, poi il sinistro trovato dal pugile della Sciardana, che chiude poi la sua azione con un altro gancio destro portato non in maniera molto forte ma comunque pulito a segno. Termina qui il match, combattuto meglio a mio giudizio dal pugile sardo rispetto al portacolori della Box and Box Francesco Amoruso. Ripetiamo, al suo terzo incontro. Vediamo se gli arbitri, chiedo scusa, se i giudici premieranno in qualche modo il coraggio di Meloni. Meritata vittoria ai punti per Simone Meloni, non ci sono sorprese dunque dopo il verdetto di parità in precedenza. Stavolta è la Sardegna a portarsi in vantaggio in questo scontro con la Lombardia sul ring di Santa Giusta. Quarto incontro della serata, passiamo agli Elite seconda serie, categoria 64 kg. All'angolo rosso vedete già Mohamed Camara della Box Lumezzana, il suo avversario, portato qui dal maestro Paolo Carta della storica Accademia Pugilistica Sardegna. Si tratta di Stefano Lai all'angolo blu. Ripetiamo, Elite seconda serie, divisione dei 64 kg. In precedenza ricordiamo la vittoria di Meloni su Amoruso ai punti, verdetto di parità tra Metuschi e Doro. Mentre inizia la prima delle tre riprese in programma in questo quarto incontro, ricordiamo Camara contro Lai. Seguirà quindi il match tra Ali Hassan, sempre della Box Lumezzane, e Roberto Filippino della Sciardana Box di Decimo Mani. Si abbassa sul tronco per portare questo destro. Camara, Lai controlla bene. Lai ancora studia il suo avversario, cerca di portare qualche colpo più che altro per far scoprire. Camara fin qui non ha abboccato.
provato il gancio destro, Lai senza trovare però la giusta distanza. Montante destro invece per Camara, sempre sui guantoni di Lai, pochi colpi a segno. Buono qui il sinistro del pugile della Accademia Pugilistica Sardegna. A vuoto il sinistro invece di Lai, a vuoto anche il destro, si sposta bene ora sul tronco Camara, ma incassa poi il diretto destro pulito di Lai. Velocissimo anche col sinistro Lai, ha toccato 2 volte in precedenza. Due volte col destro, poi Camara che si gira, viene per questo motivo anche richiamato dall'arbitro, tiene la guardia spesso e volentieri bassa il pugile della box Lumezzane. Lai con i suoi diretti molto rapidi, in qualche circostanza è riuscito a punirlo. Vedete ancora l'impostazione di Camara che rischia qualcosa ancora con il destro di Stefano Lai. Qui tocca con il jab. Fino a questo momento ci sembra di scorgere insomma una superiorità dal punto di vista dell'impostazione tecnica per il pugile del maestro Paolo Carta. Il maestro della box Lumezzane non sembra essere totalmente soddisfatto fin qui della gestione del match da parte di Mohamed Camara. Fuori secondi. E allora siamo pronti per l'inizio della seconda ripresa. Mentre andiamo a recuperare anche delle notizie sui risultati precedenti di questi due pugili. Attenzione perché Lai è scivolato poco fa dopo aver iniziato ancora con brio pure questa seconda ripresa. Stefano Lai, come più volte già detto, pugile dell'Accademia Pugilistica Sardegna, palestra storica a Cagliari, buono nel suo ruolino di marcia, 17 match all'attivo per Lai, 8 vinti, 7 le sconfitte, 2 i pari. Lai che ha combattuto il suo ultimo incontro lo scorso 15 dicembre in una riunione che era peraltro stata trasmessa anche in diretta sugli schermi di Directa Sport. In quel caso la sfida incrociata era tra Sardegna e Irlanda e riuscì a battere i punti Ben Farrelly, pugile irlandese in precedenza a Cascia nel corso dei campionati italiani, sconfitto ai punti il 23 novembre per la precisione da Luca De Chiara. Vedete ancora la mobilità di Camara sul tronco. Camara, pugile della box Lumezzane. Andiamo a vedere anche il suo ruolino di marcia, che parla di 9 incontri, 2 vinti, nessun pari, 7 le sconfitte, l'ultima delle quali rimediata il 2 giugno del 2018, di un anno fa, contro Simone Corsini in quel di Villongo, e poi altra sconfitta ai punti a Milano contro Alessandro Molinari.
Attenzione al caschetto qui di Lai. L'Accademia Pugilistica Sardegna che di recente ha lanciato nel mondo del professionismo l'OI, ha ottenuto dei risultati abbastanza lusinghieri nelle sue prime 3 uscite da pro. Ricordiamo l'esordio, anche quello trasmesso su Directa Sport contro Calogero Galici. Palazzetto dello Sport adiacente allo stadio Sant'Elia. Contato qui Camarà dopo 2 riprese in sofferenza e accusa un po' il destro di Lai. Arriva il gong anche in chiusura di seconda ripresa. Lai in nettissimo vantaggio sul pugile della box Lumezzane. Terza e ultima ripresa tra Lai e Camarà. Evidente superiorità espressa dal pugile dell'Accademia Pugilistica Sardegna. Attenzione però a non sottovalutare mai l'avversario, dotato di dinamismo, di rapidità. Si porta all'angolo neutro Lai, recuperato il paradenti di Camarà e allora riparte. Vedremo se Lai sarà un po' attendista, conservare il suo vantaggio. Sembra di no, a giudicare da queste prime battute. Qui continua a mostrarsi aggressivo, arriva un altro conteggio, nuovamente il destro che sorprende Camarà. Secondo conteggio, Lai si carica, finisce qui. Corretta decisione a mio giudizio dell'arbitro. Vittoria per KO per Stefano Lai in questo quarto incontro di serata. Se c'è qualche istante di indecisione sul verdetto, o meglio sulla decisione dell'arbitro, che non ha convinto esattamente tutti, non ha convinto soprattutto lo stesso Mohamed Camarà. Lo stesso maestro della box Lumezzane fatica a far comprendere al suo allievo che l'incontro è terminato con la vittoria di Lai, che a prescindere ovviamente da questa decisione aveva assolutamente dimostrato, come abbiamo già sottolineato dopo i primissimi scambi del match, di essere senz'altro superiore. E chissà che anche Lai, così come il suo quasi omonimo Stefano Loni, possa essere un giorno lanciato nel mondo del professionismo dall'Accademia Pugilistica Sardegna. Ora la lettura del verdetto ufficiale, poi ci proietteremo verso il quinto match, quello fra Ali Hassan, ancora per la box Lumezzane, Roberto Filippino della Sciardana Box. Vince all'angolo blu per RSG E questo è il verdetto che premia Stefano Lai su Mohamed Camarà.
piccolo break tra un incontro e l'altro, il tempo per vedere qualche esibizione, stavolta dell'attività femminile, non solo della Shardana Box di Decimomannu, ma anche delle palestre amiche appunto di quest'ultima società. Poi si andrà avanti con gli incontri. Il prossimo, ricordiamo, sarà tra Ali Hassan e Roberto Filippino. E andiamo avanti con il quinto incontro, quello tra Ali Hassan della box Lumezzane e Roberto Filippino della Shardana Box. Ali Hassan all'angolo rosso, Filippino all'angolo blu. Per Ali Hassan fin qui 3 incontri nel suo percorso da dilettante, ricordiamo che stiamo parlando di Elite seconda serie, divisione 76 kg, dicevamo uno score che parla di 2 vittorie, 0 pareggi e una sola sconfitta, esordio assoluto il 3 marzo con una vittoria per KO a Cesate contro Ais Oussama, sconfitta ai punti a Seveso il 9 marzo invece nel torneo esordienti contro Luca Covini, e poi altra vittoria ai punti contro Anwar Rashidi a Piacenza il 24 marzo. Questo è lo score dunque di Ali Hassan, ripetiamo, box Lumezzane, atleta all'angolo rosso.
All'angolo blu c'è invece, come già ricordato, in più di un caso, Roberto Filippino, pugile portato dal maestro Fabrizio Melis della Sciardana. Qualche esperienza in più senz'altro per Roberto Filippino, 7 match all'attivo, 5 vittorie, 0 pari, 2 sconfitte. Arriva da una sconfitta lo scorso 12 maggio nel torneo nazionale esordienti a Roccaforte Mondovì contro Ruggero Nicola Belerba. In precedenza aveva regolato invece i punti 2 avversari, sempre nello stesso torneo, Luca Diribanti e Oscar Abbate. L'ultimo incontro disputato in terra di Sardegna il 27 aprile scorso a Sorso aveva battuto Pietro Doro, che peraltro abbiamo visto nel corso di questa serata impegnato contro Andrea Metuschi della box Lumezzane, incontro che è terminato con un verdetto di parità. Esordio assoluto che è arrivato il 21 luglio del 2018 per Roberto Filippino, 21 luglio 2018 a Cagliari contro Roberto Saderi. In quel caso ci fu una vittoria ai punti, sconfitta ai punti contro Marco Russo invece a Ierzu il 6 aprile scorso. Siamo già nel 2019, il 13 aprile a Porto Torres, vittoria invece nella rivincita contro Marco Russo, e poi abbiamo già parlato del match vinto contro Pietro Doro. Inizia finalmente la prima ripresa tra Ali Hassan e Roberto Filippino e finisce subito giù il pugile della Sciardana Box, con richiamo invece per il pugile della box Lumezzane. Questo comportamento non regolamentare. Si riparte. Vedete le finte assolutamente particolari per Hassan, e poi parte con il destro dalla distanza, prova a piazzare anche il sinistro, qui l'azione a due braccia, sembra in possesso di colpi abbastanza pesanti il pugile della box Lumezzane. In precedenza ha visto la sconfitta prima del limite di Mohamed Camara. Buono anche il montante destro, l'avete visto da parte di Hassan, e qui mette il ginocchio a terra Filippino, colpito alla nuca. C'è il richiamo ufficiale stavolta per Ali Hassan. Ha caricato il destro anche qui, usando pure la parte del polso. Nuovo richiamo, stavolta volante per Ali Hassan, pugile molto aggressivo come state vedendo. Match non facile questo per Filippino. Prova a scrollarsi di dosso un po' di timidezza il pugile della Sciardana, agendo con il sinistro, la replica immediata di Hassan. Si incrociano ancora i guantoni, no, sul punto di perdere l'equilibrio per un istante il pugile della Sciardana. Lancio sinistro di Hassan, il buon diretto sinistro di Filippino, doppiato poi dal destro. Azione più decisa ora per il pugile isolano. Termina la prima ripresa. Ripetiamo la sensazione che non si tratterà di un incontro assolutamente facile
per Roberto Filippino della Sciardana. Hassan è stato molto aggressivo in apertura di prima ripresa. Fuori i secondi. Inizia la seconda ripresa di questo quinto match di serata. Hassan contro Filippino sul quadrato di Santa Giusta. Avversario scomodo per il pugile sardo. Ali Hassan in possesso di colpi abbastanza pesanti, pugile aggressivo che ha già subito anche, ricordiamo, un richiamo ufficiale. Ha cercato di scuotersi con una combinazione chiusa dal gancio destro Filippino, e Hassan che ora vuole uscire dalle corde. Sinistro di Hassan, stavolta pulito anche secondo l'arbitro. Arriva il conteggio per Filippino che nuovamente ha barcollato, ha poggiato il ginocchio per terra anche in conclusione di prima ripresa. In quel caso però il colpo di Hassan non era pulito, proprio in quella circostanza, se non ricordiamo male, c'era stato il richiamo. Qui si scuote Filippino, buono il suo lavoro con il destro per 2 volte nella bagarre, però Hassan potrebbe scatenarsi, allora forse meglio interpretare in maniera diversa l'incontro. Ennesimo richiamo per il pugile della box Lumezzane, davvero indisciplinato in questo incontro. Si è caricato nel frattempo Filippino, un po' scosso dal conteggio subito, vediamo se riesce a partire con maggiore efficacia. In precedenza ha cercato di portare ancora il gancio destro. E in effetti sembra essere cambiato un po' il corso dell'incontro, ora è molto più determinato il pugile della Sciardana. È servito forse quel rischio corso per cambiare faccia. Qui è lui a sbilanciare con il destro da corta distanza. Hassan abbastanza scosso, il pugile della box Lumezzane attende qualche secondo, amministra la situazione. Nel frattempo è terminata anche la seconda ripresa.
terza e ultima ripresa tra Hassan e Filippino, un match molto molto combattuto fin qui. Bene Hassan fino alla metà del secondo round, poi è arrivata anche la riscossa di Filippino, che però ha un conteggio a carico. Vedete qui la sua azione con il jab, dei colpi di sbarramento per spianare poi la strada al diretto destro. Hassan non si lascia sorprendere in alcun modo. Avete visto, ha caricato ancora il montante destro, poi questa serie rapidissima per il pugile della box Lumezzane. Salito sul ring molto molto determinato questa sera. Parte da lontano con il gancio destro Hassan, trova però solo il guantone sinistro di Filippino, che poi avete visto ha cercato di punirlo con il montante da corta distanza senza trovare però il suo bersaglio. È partito anche con il sinistro, toccando parzialmente, poi sugli sviluppi si è un po' placata la furia di Hassan, decisamente in controllo in questa terza ripresa. Il pallino dell'incontro ora è costantemente nelle mani di Filippino, cerca qualche colpo importante per convincere i giudici, qualche problema di equilibrio. Ora Fortuna recupera puntualmente la posizione, poi lega il tempo, sta scadendo. Buona l'azione a due braccia ancora per Filippino, avanza con il sinistro, arriva anche il diretto destro proprio in conclusione di terza ripresa. Hassan e Filippino se ne sono date pure loro di santa ragione, ora si abbracciano al termine di questa battaglia sul quadrato di Santa Giusta. Tra poco il verdetto. Fino a metà della seconda ripresa bene, ripetiamo, il pugile una box Lumezzane, poi si è scosso all'improvviso Roberto Filippino dopo il conteggio subito e ha recuperato senz'altro qualcosa in termini di punti. Ed è riuscita allora la rimonta di Roberto Filippino, che ha fatto suo questo incontro su Ali Hassan, quinto match della serata. Categoria Elite, seconda serie, 76 kg. All'angolo blu, coach Cristian, Associazione Pugilistica Sardegna, accompagnata dal maestro Carta. Ancora Elite seconda serie, protagonisti sul ring di Santa Giusta, categoria 76 kg. All'angolo rosso c'è Michele Cavagnoli della Salus et Virtus Box. Per la Accademia Pugilistica Sardegna invece all'angolo blu c'è Cristian Congiu. Andiamo a vedere
il percorso di Cavagnoli. Questo è il suo quarto incontro nel suo percorso dilettantistico, fin qui 2 vittorie e un pari. L'ultimo match lo ha combattuto lo scorso 19 maggio a Piacenza contro Andriy Popovic. Si è trattato per lui di una vittoria ai punti. In precedenza il 13 aprile sempre del 2019 un incontro concluso in parità contro Jairo Romeo, e poi il 24 marzo ancora a Piacenza una vittoria ai punti contro Francesco Emanuel Petruso. Dall'altra parte un altro allievo del maestro Paolo Carta, come detto Christian Congiu. Intanto inizia la prima ripresa, andiamo a vedere anche qual è il bottino di Congiu. Mentre ci sono le prime schermaglie sul ring, dicevamo, Christian Congiu al suo quinto incontro da dilettante. Arriva da un doppio confronto a Cagliari contro Sami Kam, il primo match 27 ottobre terminato con verdetto di parità, poi il 15 dicembre scorso la vittoria invece ai punti per il pugile dell'Accademia Pugilistica Sardegna. Primo match il 23 marzo del 2015, vittoria ai punti contro Luca Foschi, poi 3 anni sostanzialmente di inattività, ha ripreso a combattere il 21 luglio del 2018 battendo ai punti a Valledoria Fabio Ritacco. Questo era il percorso invece di Christian Congiu. All'angolo blu per la Accademia Pugilistica Sardegna. Struttura fisica abbastanza simile per questi due pugili. Attenzione a Congiu che qui chiude all'angolo, Cavagnoli cerca di lavorare al corpo con una serie di montanti, abbassa però anche pericolosamente la testa, per questo motivo subisce un richiamo. Avete visto l'azione telecomandata dall'angolo di Cavagnoli, destro-sinistro, lui puntualmente ha eseguito, e qui piazza anche un buon sinistro, un gancio che tocca anche se non in maniera pesante Congiu. Buon ancora il sinistro di Cavagnoli, ma è Congiu che continua a chiuderlo all'angolo, non permettendogli di uscire, di impostare diversamente questo incontro. Si abbassa Congiu per andare a colpire sul tronco magari. Questa è una delle soluzioni più gettonate fin qui. Ora porta anche il destro. Due volte col sinistro Congiu e poi riprende a lavorare al corpo proprio in conclusione di primo round. Fuori secondi. Via, quinta. Seconda ripresa. Guardate che ci passa un pelo. Secondo round, Cavagnoli contro Congiu. Pronto a partire Congiu, ha risposto con il
il destro, il gancio Secco quel in replica Cavagnoli. Vai avanti te, esci a destra. No, vieni là, bravissimo! Sotto, rispondi, devi rispondere! Andiamo! Guardalo. Devi rispondere! È sempre Congiu a prendere l'iniziativa, Vai subito sotto. anche fin qui all'inizio della seconda ripresa. Prima te, Michele! Attenzione al destro di Congiu, Con due mani! che accorcia la distanza e poi porta un altro destro. Tu prima, gira! Costante l'azione del pugile sardo. Vai col gancio, vai avanti col gancio. Bravissimo, dai, ancora! Sotto! Due mani, Michele, esci di là, esci! Esci, Michele, rispondi! Siamo nuovamente all'angolo, Congiu Sul tuo destra! No, devi rispondere! continua a mantenere il centro del quadrato, vedete ancora Cavagnoli che fatica tantissimo a rispondere alle iniziative di Congiu, e arriva il conteggio perché è veramente passivo nella sua azione, pugile della Salus et Virtus Box, ed è già terminato questo match. Termina con la vittoria prima del limite di Christian Congiu, altro pugile interessante portato qui dal maestro Paolo Carta, pugile dalla buona struttura fisica, che non ha avuto paura, non ha avuto timori reverenziali fin dall'inizio, interpretato con carattere questo incontro. Lo ha sempre condotto lui, occupando il centro del ring, portando Cavagnoli all'angolo. Colpi anche abbastanza decisi, pesanti, il pugile della Accademia Pugilistica Sardegna. E ora vivremo assieme la lettura del verdetto, che sancirà ufficialmente il successo prima del limite di Christian Congiu su Michele Cavagnoli. Peraltro va sottolineato quanto la Sardegna stia dominando fin qui il confronto con la Lombardia. Vittoria per Congiu, vittoria in precedenza per Lai su Camara e vittoria anche per Filippino su Ali Hassan. Vince all'angolo blu, Congiu Christian. Ed eccola qui la vittoria di Christian Congiu su Michele Cavagnoli della Salus et Virtus Box. Vi ricordo che questi ragazzi si allenano da pochissimo tempo, proprio
Andiamo avanti con la scaletta di questa serata. È tempo del settimo match Elite categoria 59 kg. Emanuel Mor per il Tudor Team contro Federico Usai della Box Torres. Emanuel Mor. Mentre ci viene ricordato che ovviamente trattandosi di Elite il combattimento avviene senza caschetto protettivo. Dicevamo Emanuel Mor che ha all'attivo 22 incontri nel suo percorso da dilettante, 22 incontri di cui 17 vinti, un pari, soltanto 4 le sconfitte. Arriva da ben 5 vittorie consecutive il pugile lombardo, tutte vittorie ai punti rispettivamente contro Mattia Piras, Andrea Calautti, contro Galo Renante, Claudio Ionescu e Andrea Losicco. Questi sono i 5 avversari regolati in serie da Emanuel Mor. Andiamo a conoscere meglio anche gli ultimi risultati di Federico Usai, portacolori della storica società Box Torres. Box Torres Mario Muretti è al suo 12° incontro da dilettante. Usai fin qui 4 vittorie, 2 pari, 5 sconfitte. Anche lui arriva dall'apparizione nel torneo nazionale esordienti di Roccaforte Mondovido e è stato sconfitto ai punti l'8 maggio scorso da Stefano Dauria. Nelle fasi eliminatorie invece aveva battuto prima Ignazio Melis, Porto Torres e poi Antonio Tedde. In cui è stato abbastanza a senso unico il confronto Sardegna-Lombardia. Vediamo se Mor riesce a rilanciare in qualche modo le quotazioni dalla Lombardia, a cui è richiamato per una leggera spinta il pugile della Tudor Team. Provato a caricare il montante totalmente fuori misura, Mor non è riuscito però ad approfittarne. Usai che carica il gancio destro da cortissima distanza, quasi un po' di bagarre qui. Già terminata una ripresa direi abbastanza interlocutoria. Fuori secondi. Vieni lì, paradetti, la forma di qua, sta lì. Seconda ripresa. Ed ecco il secondo round.
Anche qui differenza di altezza a favore del pugile lombardo. Può sfruttare il maggiore allungo su Usai. Ora nel tentativo costante di accorciare la distanza. Una serie di colpi a vuoto qui per Usai, che però cerca un po' di intensificare il ritmo del suo incontro. Mor cerca non di rado il montante destro, caricandolo in maniera decisa. Non ha mai trovato, però meglio, non è neanche mai andato vicino al bersaglio. Qui Usai sfrutta intanto proprio la sua rapidità, soprattutto con il destro fulmineo. Stiamo assistendo a un match tra due pugili che hanno comunque entrambi una buona impostazione difensiva. Molto rapido con la schivata poco fa Usai. Può andare a vuoto Mor, decide di affidarsi a questo sinistro. Prima va a vuoto, poi si abbassa per evitare il tempestivo contrattacco di Usai. Ha caricato ancora il destro Usai. Vedete, un nuovo montante destro a vuoto da parte di Mor, situazione che poi rischia di sfociare anche in una pericolosa gomitata. A seguire, dopo questo match, ci sarà l'unico incontro al femminile della serata tra Lisa Trapanese e Lorena Sereno. Intanto termina anche la seconda ripresa e direi che questo incontro prosegue sul filo dell'equilibrio. Tira sempre sulla tua destra. Hai visto che questa Fuori i secondi. Terza e ultima ripresa. E allora, terza e ultima ripresa tra Mor e Usai in questo incontro elite, settimo di serata. Attenzione al destro, sbilancia un po' Usai. Si scompone un po' Mor, ne approfitta Usai.
prima che concessi, ok, bravissimo, Nessuno dei due continua a prendere il sopravvento. Azione a due braccia cercata da Mor, prima indietreggia tempestivamente Usai, poi rischia qualcosina in più con il sinistro poggiato sul mento sempre dal pugile lombardo. Ennesimo montante a vuoto per Mor, che ormai ha trovato la giusta distanza con questo colpo. La carica di Usai, ma ancora un richiamo, la testa troppo avanti per il pugile della box Torres. Finito per terra Mor, scivolato. Buona l'azione di Usai, molto decisa dopo il break. Avete visto in precedenza un buon diretto destro portato parzialmente a segno ancora da Mor, che ha chiuso con il sinistro. Finita la terza ripresa, ci apprestiamo a vivere assieme il verdetto. Le medaglie me le scambiate. Incontro pari. Giusto verdetto di parità, a mio giudizio. Nessuno tra Mor e Usai ha preso il sopravvento in questo incontro. Ora lo scambio di medaglie va così in archivio, il settimo match di serata. E allora abbiamo detto unico match al femminile di questa serata, Loredana Selenu per l'Accademia Pugilistica Sardegna, all'angolo blu, all'angolo rosso c'è invece Lisa Trapanese nella prevenzione salute. Arriviamo dal verdetto di parità tra Emanuel Mor e Federico Usai. In precedenza ricordiamo la vittoria prima del limite di Christian Congiu su Michele Cavagnoli, un'affermazione anche questa prima del limite per Stefano Lai su Mohamed Camara. Ha vinto anche Roberto Filippino ai punti su Ali Hassan. Quindi la vittoria di Simone Meloni su Francesco Amoruso. Poi la parità tra Andrea Metuschi e Pietro Doro. Mentre inizia la prima ripresa ricordiamo anche quelli che sono stati gli ultimi impegni di Lorena Selenu, allieva del maestro Paolo Carta. 12 match all'attivo, 3 vinti, 5 i pari, 4 le sconfitte lo scorso 19 maggio a Maracalagonis, in un incontro anche questo trasmesso su Directa Sport, il pari contro Nicoletta Di Leo. Lo
scorso 15 marzo invece a Roccaforte Mondovì nel torneo, chiedo scusa, nazionale Italia, Mura ha ottenuto un pari contro Flaminia Orazzi. Il 15 dicembre invece a Cagliari aveva regolato i punti Elena Joyce in quella riunione. Peraltro potete rivedere ancora sugli schermi di Directa Sport, sul sito in particolare directasport.it, quella riunione che metteva di fronte i migliori dilettanti sardi, o alcuni tra i migliori dilettanti sardi, contro dei dilettanti provenienti dall'Irlanda, una selezione nazionale irlandese. Abbastanza esperta Lisa Trapanese, ha all'attivo ben 36 incontri, di cui 10 vinti, 5 pareggiati, 21 persi. Arriva dalla disputa del campionato nazionale universitario all'Aquila. Nel suo ultimo match, il 19 maggio, la sconfitta ai punti contro Elisa Papa. In precedenza invece la vittoria su Giorgia Zornetta ai punti nel turno precedente. 6 aprile un pari contro Serena Abate. Ha partecipato anche all'attività internazionale di club contro un'avversaria svedese, venendo sconfitta ai punti il 2 febbraio scorso. Attività anche nella Women Boxing League per lei, dove vanta 2 sconfitte contro Francesca Casagrande e Giulia Lamagna, una vittoria contro Elisa Papa. Intanto è terminata la prima ripresa. Nel 2018 Trapanese ha partecipato anche al Guanto d'Oro, ancora con sconfitte ai punti contro Elisa Papa. Si tratta della prima volta in cui combatte in Sardegna. Atleta della società sportiva dilettantistica Sport, Prevenzione e Salute. 21 anni di età per lei. Fuori secondi. Seconda ripresa. È iniziata nel frattempo anche la seconda ripresa. Selenu contro Trapanese. Pochi colpi portati a segno fin qui nel secondo round. Trapanese ha provato a portare il gancio destro, che ha toccato per prima ancora l'atleta lombarda. La risposta di Selenu è affidata al sinistro. Lancio destro ancora.
poi lavora il corpo con il montante che avete visto poco fa. Trapanese, ritmi abbastanza blandi per questo incontro femminile, dopodiché ne vivremo altri due. Min Bilal contro Gabriele De Cherchi. Dunque la Box Torres, Mario Muretti ancora protagonista su questo quadrato, quindi chiuderà uno dei portacolori principali della Corner Gym di Oristano, Claudio Sorin Lakatus, già campione regionale elite, partecipante ovviamente alle fasi nazionali. Se la vedrà contro Andrea Paterniani della Box Pino Levito. Ed è terminata anche la seconda ripresa. Fuori secondi. Terzo e ultimo round, Selenu contro Trapanese. Provato a caricare il gancio destro Trapanese. Quindi cerca anche di avanzare con il sinistro, ma è sempre abbastanza compassata la sua azione, così come del resto quella di Selenu. Qui tocca per prima Trapanese con il diretto sinistro. Ancora finte, poche le azioni. Come avrete senz'altro notato nel corso di questo incontro, nuovamente sceglie l'opzione del gancio destro Trapanese. Interessante il sinistro portato da Trapanese, che sta facendo di più per convincere i giudici in questo incontro.
Almeno questa è l'impressione, diciamo, soprattutto in questo terzo round. Ed è finito qui il match tra Selenu e Trapanese, tra poco il verdetto. Altro verdetto di parità, il terzo in questa serata. Dunque nessuno prevale tra Trapanese e Selenu nell'ottavo match della serata organizzata dalla Shardana Box. Per la Lombardia, all'angolo blu del Cherchi Gabriele, box Torres, Moretti. E siamo arrivati al penultimo match della serata. Di fronte a Amin Bilal per la Salus et Virtus. All'angolo blu c'è invece Gabriele De Cherchi della box Torres Muretti. Si tratta di altri due pugili elite, stavolta però nella divisione dei 58 kg. Salus et Virtus Box, società attiva in Emilia Romagna e non in Lombardia. Per Amin Bilal un buonissimo score, il suo percorso da dilettante, 26 match, 16 vittorie, un pari, 9 le sconfitte. Arriva da una vittoria su Davide Mancaniello a Piacenza il 19 maggio, in precedenza altre vittorie ai punti contro Stefano Bucci, contro Paolo Giardini, un'altra contro lo stesso Stefano Bucci. Un record, quello di Amin Bilal, fatto soprattutto di vittorie. De Cherchi, nome noto ovviamente a chi segue il pugilato su Directa Sport. Gabriele De Cherchi ha all'attivo anche 4 match in più rispetto ad Amin Bilal, sono 30. E in prevalenza si tratta di scontri terminati con verdetto di parità, ben 14 a fronte di 8 vittorie e altrettante sconfitte. Nell'ultimo match, il 19 maggio scorso, una sconfitta ai punti contro Giacomo Spano, altra sconfitta ai punti il 22 dicembre a Sassari contro Matteo Duras. 11 novembre del 2017 per lui una sconfitta contro Gabriele il Ciapo Cossu nelle fasi eliminatorie dei campionati italiani elite. Ovviamente a Gabriele Cossu in queste ore va un grandissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione. Seguiamo tutti quanti con apprensione le notizie che arrivano dalla Campania. Seguiamo intanto questo incontro tra Bilal e De Cherchi. È arrivato un colpo alla nuca qui e infatti un richiamo a De Cherchi.
Buono il sinistro in chiusura di combinazione qui per De Kerchi. Buon destro, anzi sinistro al corpo per De Kerchi. Poco fa molto mobile sulle gambe il pugile sassarese. Gabriele De Kerchi, ora le sue finte. Parte poi col sinistro ma non trova il bersaglio. Attenzione perché ha toccato in maniera chirurgica con il destro Amin Bilal. Ancora deve stare attento al suo sinistro De Kerchi. Finisce il primo round, senz'altro De Kerchi ci ha provato con maggiore insistenza. È stato lui a tenere un po' in mano il pallino del match, qualche colpo interessante però lo abbiamo visto anche da parte di Amin Bilal, incontro aperto a qualunque tipo di esito. Fuori secondi. Via la seconda ripresa tra De Kerchi e Bilal. Ancora un piccolo richiamo per De Kerchi, altro colpo arrivato alla nuca di Bilal, nulla di che. Due assalti a vuoto ancora per il pugile sassarese. Buone doti difensive senz'altro per Bilal, toccato con il destro, poi anche il gancio sinistro per De Kerchi. Non colpi totalmente puliti, almeno in questo caso. È arrivato un bel sinistro a segno poco fa per Bilal, che avanza pericolosamente con la testa. Primo affondo deciso nel match per il pugile della Salus et Virtus Box, quando siamo più o meno a metà del secondo round. Chiude con il sinistro, bene ancora De Kerchi.
provato De Kerchi ad affondare con il montante il sinistro invece di Bilal per allontanarlo. Vedete ora le finte con la guardia bassa. De Kerchi prova un po' a sfidare Bilal mentre termina anche il secondo round. Al via la terza e ultima ripresa di questo penultimo incontro di serata sul quadrato di Santa Giusta. Una bella riunione pugilistica allestita dalla Ciardana Box, riunione che sta ormai per volgere al termine. Manca un solo match dopo quello che state vedendo: Andrea Paterniani contro Claudio Sorin Lakatush. Anche qui ovviamente si tratta di Elite, sale la categoria di peso, passiamo ai 69 kg. Dal destro intanto poco fa dentro pulito per Gabriele De Kerchi, poi non riesce a trovare la misura con il sinistro. Si muovono tanto i due, nessuno prende l'iniziativa, parte però in maniera improvvisa Bilal con il sinistro. Stare attento De Kerchi. Il sinistro al corpo e poi il destro per uscire dalle corde per De Kerchi. In crescendo in questa fase Amin Bilal. Ancora uno scambio con Bilal che tocca bene con il destro. Deve stare attento a gestire questa fase finale dell'incontro. De Kerchi è diventato molto insidioso ora il suo avversario. Colpi non troppo pesanti ma comunque pungenti, rapidi. Il pugile della Salus et Virtus. Guardia bassa, De Kerchi rischia ancora qualcosina sul gancio destro, ma poi lo porta lui. Anche il destro qui si distrae per un secondo. Terminato qui l'incontro piacevole anche questo tra De Kerchi e Amin Bilal. Meglio De Kerchi all'inizio, forse un po' meglio Bilal alla fine. Sono già stati 3 verdetti di parità in questa serata. Vedremo se sarà così anche in questo caso.
Termina il match incontro pari. E abbiamo infatti anche il quarto pari di questa serata. Amin Bilal contro Gabriele De Kerchi. E ora tutto pronto per l'ultimo match. Ultimo incontro di serata all'angolo rosso, Andrea Paterniani per la box Pino Levito, all'angolo blu Claudio Sorin Lakatus per la Corner Gym di Oristano, categoria 69 kg. Salutiamoci, prego. 31 anni per Lakatus, 29 incontri all'attivo, di cui 12 vinti, 7 pari, 10 le sconfitte. L'ultimo match lo ha combattuto il 30 marzo a Sassari. Per lui è una sconfitta ai punti contro Matteo Ara in precedenza. Il 2 marzo invece a Decimo Mannu una vittoria ai punti contro Andrea De Muro. 24 novembre invece a Villa Cidro un pari contro Jonathan Rubino. Questo è il quadro delle sue ultime apparizioni sul ring. Dall'altra parte c'è Andrea Paterniani, abbiamo detto box Pino Levito. Intanto
Intanto Lakatos sembra aver già iniziato abbastanza bene questo incontro. Che vuole portare a casa senz'altro davanti al suo pubblico. Attenzione però al destro pesante di Paterniani. Pugile lombardo. Abbiamo detto box Pino Levito, per lui 18 incontri da dilettante, di cui 11 vinti, dunque buonissimo score. Sono 7 invece le sconfitte, nessun pari. Arriva da una sconfitta contro Paolo Ermal Brogliai scorso 6 aprile, il 23 febbraio invece a Bergamo una vittoria contro Fabrizio Frateschi, e altra vittoria anche il 30 novembre a Brescia contro Kevin Henry. E anche per lui si tratta del primo match in terra sarda. Paterniani che ora prova a caricare il montante sinistro, chiudendo nuovamente poi Lakatos alle corde, lavoro al corpo costante per Paterniani. Match che promette scintille questo. A vuoto col gancio destro Paterniani, Lakatos replica immediatamente. Anche per lui tanto lavoro al corpo, c'è il richiamo con l'arbitro che gli chiede di non spingere il sinistro di Paterniani. Nuovo lavoro al corpo per Lakatos, si lavora sulla cortissima distanza. Affonda con il destro Paterniani, trova però solo i guantoni di Lakatos. Buoni ritmi anche per questo match. Trova bene il destro al corpo Lakatos. Serie di montanti e poi il gancio destro in chiusura di combinazione, ben eseguito. Bravo quel pugile della Corner Gym. Vediamo come risponde Paterniani. 2 volte col montante, il secondo però è totalmente sballato. Vuole ancora occupare il centro Paterniani, vuole ancora portare Lakatos alle corde, però è bravo a uscirne. Terminato il primo round, davvero battaglia molto aperta sul ring di Santa Giusta in questo ultimo incontro di serata. Fuori secondi. Seconda ripresa. Ed è cominciata nel frattempo la seconda ripresa, il sinistro di Lakatos. Match impostato sempre sulla corta distanza. Paterniani, buono il sinistro in chiusura di combinazione ancora per Lakatos. Ora prova a prendere il sopravvento in maniera decisa. Questo incontro deve stare attento però al destro sempre molto pericoloso di Paterniani, lo avete visto anche poco fa.
destro di Lakatos, sorpreso anche qui un po' Paterniani. Gancio di Lakatos spesso ostico per il suo rivale, anche qui molto ben portato il colpo dal pugile della Corner Gym. Lavora benissimo in queste fasi, quando i ritmi già iniziano un po' a calare per la stanchezza. Ancora il destro ben portato da Lakatos. Paterniani in quest'ultimo caso ha avuto bisogno di qualche secondo per riprendere al meglio la concentrazione. Ancora sorpreso qui, stavolta col sinistro. Seconda ripresa, direi fin qui totalmente appannaggio di Lakatos. Attenzione qui all'incrocio tra le due teste con Paterniani, che ne è uscito bene in questo caso affidandosi al destro. Colpo dietro ancora una volta, piccolo richiamo per il pugile nella Corner Gym, e finisce anche il secondo round. Questa ripresa direi indiscutibilmente a vantaggio di Claudio Sorin Lakatos. Fuori secondi. La facciamo, maestro. I manini paravetti ce l'hai? Bravo, paravetti. Andiamo. Terza e ultima ripresa. Terza e ultima ripresa. Avete visto in precedenza l'azione di rimessa ancora per Lakatos, portare avanti la testa, l'arbitro lo fa notare. Paterniani che sa di dover recuperare qualcosa e ancora il destro di Lakatos. Sinistro di Paterniani.
carica il destro Paterniani. Si è fatta via via più attendista la tattica di Lacatus, che infatti ha guardato soprattutto a controllare il passaggio di Paterniani senza rischiare. È stata buona l'ultima ripresa di meritare la vittoria. Vince i punti all'angolo blu. Vince all'angolo blu Claudius Lacatus. Meritata. Sorprese nel perfetto. Santibiano 3-2 a conclusione di questo periodo, tra i migliori in assoluto di questa serata pugilistica ben costruita dalla Sardana Box, Fabrizio Melis e di Erika Tronchi. Intanto ci sono dei riconoscimenti per il maestro della Box Bezzani. E poi ovviamente, come da tradizione, viene anche premiato il miglior pugile della serata. Vedremo chi avrà scelto la giuria tra i tanti pugili che si sono alternati sul ring. In questa serata viene scelto Simone Meloni, proprio della Sardana Box. Aveva battuto Francesco Amoroso della Box and Box. Era una coppa per Simone Meloni, che è uno dei tanti pugili di buonissimo livello cresciuti in casa Sardana Box. Ecco qui la consegna del premio. Ora con queste immagini a me non resta altro che ringraziare Alberto Cosini per l'immagine, per la collaborazione tecnica da Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco